12 in punto e noi puntuali siamo qui anche oggi per tenervi informati su tutto quello che è successo e sta succedendo in Veneto e non solo. Abbiamo tanti approfondimenti, tante cose di cui parlare e allora un buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Venerdì 15 aprile si avvicina la Pasqua, parleremo ampiamente anche di questo nel corso del nostro Focus TG. Siamo in diretta, lo saremo fino alle 13:30, però apriamo questa edizione con un ospite che ci ha raggiunto nei nostri studi ed è un graditissimo ritorno qui a Rete Veneta, perché parliamo di turismo, parliamo di economia, parliamo di Pasqua, eventi della partita a scacchi con il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo. Buongiorno sindaco. Buongiorno Alex e buongiorno a tutti i telespettatori. Marostica sempre molto attiva proprio nel settore della promozione delle attività, insomma, per quello che riguarda gli eventi, per quello che riguarda il turismo, per quello che riguarda le proposte anche di innovazione, di crescita. Però partiamo da lontano, sindaco, perché lei è anche consigliere provinciale per la provincia di Vicenza con delega al turismo, e allora partiamo da lontano per fare un attimo il punto della situazione. C'è effettivamente una ripartenza del turismo, una ripartenza sensibile del turismo in provincia? Perché insomma sentiamo, vediamo, intercettiamo l'arrivo, il ritorno anche del turismo straniero. Qual è un po' la situazione a livello proprio provinciale? Beh, allora intanto direi che la situazione dal punto di vista turistico è in forte miglioramento, nel senso che ci sono molte persone che scelgono di visitare i nostri territori un po' per diciamo, la strutturalità che le varie amministrazioni si sono date nel tempo, promuovendo eventi e manifestazioni, ma anche perché abbiamo un territorio bellissimo, più che da visitare, forse da venirci addirittura a vivere. E ritorno dalla BIT di Milano, che è una delle fiere più importanti legate al mondo del turismo, che è finita lunedì, e c'erano moltissimi operatori stranieri, soprattutto il padiglione della Regione Veneto, dove si sono confrontati con tutte le varie associazioni, i gruppi albergatori, per avere informazioni sui prossimi pacchetti da creare per visitare i nostri territori. Quindi devo dire che c'è un gran movimento, un gran fermento, e i dati non possono che essere positivi. Sicuramente questi 2 anni di pandemia hanno dato uno stop a quello che è la nostra empatia verso gli altri e anche la possibilità di creare e avere esperienze. Ora molti probabilmente rinunciano forse al vestire, però non rinunciano all'esperienza di uscire di casa e tornare alla convivialità. Sindaco, le chiedo, attira di più l'evento culturale in questo particolare momento che stiamo vivendo, o l'altro tipo di evento, non so, la sagra piuttosto che il mercatino, le esposizioni artigianali eccetera? Perché si stanno un po' delineando questi 2 filoni. C'è chi investe tanto nella promozione proprio della bellezza architettonica, del patrimonio culturale del proprio comune, della propria zona, e chi invece sceglie, proprio anche magari per ricreare un po' quel senso di socialità che inevitabilmente in questi 2 anni è andato a limitarsi fortemente, diciamo, c'è chi sceglie invece proprio gli eventi aggregativi per ricostruire un po' anche il rapporto proprio fra cittadini, comune e territorio. Quale delle 2 cose in questo momento funziona di più? Allora, parlando ad esempio, prendendo la mia città come spunto, ma comunque vedo che la situazione, parlando anche con gli altri amministratori, è più o meno uguale in tutta la provincia. In questo momento la gente preferisce gli eventi ancora all'aperto, forse perché viviamo ancora un po' nello strascico di quello che è il Covid, c'è ancora un po' di paura latente di entrare e accalcarsi tante persone in un luogo chiuso, e sicuramente le varie decisioni che hanno portato alla limitazione dei posti a sedere all'interno dei teatri, delle grandi sale per quanto riguarda le mostre o le visite ai musei, ha sicuramente creato un po' di impasse, di rallentamento in questa scelta di fare eventi. Al momento sicuramente le persone prediligono gli eventi all'aperto. Se poi un'amministrazione riesce a organizzare grandi eventi all'aperto, però
con fini culturali, e lì diciamo che la risposta è ben maggiore anche forse dell'evento singolo, magari dal punto di vista culinario o dei prodotti enogastronomici delle varie zone, non soltanto e assolutamente combinare, quindi la ricetta è combinare cultura con, insomma, gli eventi, con le altre eccellenze del territorio. Diciamo che cultura e turismo di fatto dovrebbero essere viste in un'unica ottica, certo. in un'unica linea, non separare più i due ambiti. Di fatto i grandi eventi culturali portano turisti che rimangono sul territorio e di fatto poi la persona, oltre alla grande mostra, si vede l'amministrazione, lo spettacolo, va nei ristoranti, va nei locali e quindi pernotta anche per più giorni nei nostri territori. Quindi diciamo che se si comincia di più a ragionare in un'ottica unica, probabilmente avremo risultati maggiori. Sindaco, lei ha parlato di teatri, ad esempio. Facciamo una piccola parentesi sul teatro di Marostica, sul Politeama, che è un punto di riferimento importante proprio per la cultura nel Bassanese, una struttura che è chiusa da diverso tempo, però sappiamo che proprio con la sua amministrazione, insomma, si sono fatti passi in avanti in maniera decisiva per la riapertura. Insomma, quando Marostica e il Bassanese riavranno il loro teatro? Allora, diciamo che come amministrazione abbiamo spinto fortemente sulla volontà di legare il teatro al territorio. Da quando siamo arrivati abbiamo incentivato con un importante anche contributo, di fatto quella che è l'associazione teatrale di Marostica, Teatris, formata da giovani volontari, coordinata da Maurizio Panici, che è il direttore artistico della partita a scacchi, e con l'aiuto anche di Pierluigi Cecchin, che è di fatto quello che gestisce la piccionaia di Vicenza, quindi potete ben capire che c'è un grande connubio di forze che lavorano assieme per rilanciare quello che è uno dei siti storici più importanti di Marostica e che per molti anni non è proprio stato chiuso perché sono partiti diversi spettacoli nel ridotto, limitato, ma comunque diciamo, sì, in forma limitata, esatto. Noi abbiamo voluto cercare di investire soprattutto sull'associazione teatrale locale, per creare un'associazione di produzione e non di riproduzione, quindi che ha una visione maggiore rispetto a una territorialità calata proprio su quello che possiamo fare in base agli spazi che avevamo. E abbiamo lavorato sotto traccia, diciamo, per quasi 4 anni con il Ministero e con i vari enti anche regionali per capire quali erano le modalità migliori per la ricerca di finanziamenti. Dopo più di un anno che lo rincorrevamo è arrivato un finanziamento ad hoc al quale abbiamo partecipato con un bando ministeriale e abbiamo portato a casa di fatto 1 milione di euro per la ristrutturazione e il completamento di quello che è la sala grande del Teatro Politeama. Giusto in questa settimana abbiamo approvato il progetto esecutivo e dalla prossima settimana verranno avviate le procedure per la ricerca delle ditte per dare l'avvio lavori. E quindi l'incarico per l'avvio lavori. Si lavora a sprombattuto, come si suol dire, per ridare a Marostica, ma a tutto il Bassanese, insomma a tutto il Vicentino, il teatro diciamo nella sua completezza, ma anche durante, insomma, adesso le dichiarazioni del sindaco Matteo Mozzo è emersa così una parolina chiave che mi permette di introdurre l'argomento della prossima domanda, perché ha parlato, insomma, della partita a scacchi. Ebbene, Marostica è conosciuta in tutto il mondo per questo evento, anche per questo evento, un evento che quindi, insomma, va ben oltre i confini del comune, della regione, insomma, vengono turisti da tutto il mondo per non perdersi questo evento. Dopo 2 anni di rinvii, insomma, causa pandemia, 2 anni in cui non si è potuto assistere a questo spettacolo, ebbene a settembre torna la partita a scacchi. Sì, finalmente possiamo dirlo, la macchina è avviata e non deve essere più fermata. Abbiamo dovuto rinviare l'edizione 2020 giustamente per la pandemia e la 2021 per l'incertezza di fatto che stavamo vivendo. L'associazione Pro Marostica con il suo presidente Simone Bucco e tutto quanto lo staff del Consiglio sta lavorando veramente alacremente insieme anche all'assessore Bianchini e agli uffici comunali per quello che sarà di fatto l'evento clou dell'anno in corso. La città è in pieno fermento, l'ho visto soltanto con la pubblicazione nei social della richiesta di Pro Marostica
di avviare nei prossimi giorni di fatto il reclutamento di quelli che saranno i figuranti per l'edizione 2022 e l'entusiasmo è palpabile, la gente non vede l'ora. Poi so che è difficile spiegarlo per chi non è da Marostica, ma la partita a scacchi è visto come il momento più bello della città. Sembra impossibile, ma per circa un mese e mezzo nell'anno di partita finiscono i problemi. È una situazione veramente idilliaca dove la città si unisce, le persone programmano anche le ferie per poter gestire e venire a fare le prove per lo spettacolo. Uno spettacolo che coinvolge più di fatto 900 persone tra figuranti e tecnici, che vede veramente una città che si veste per quello che è l'evento clou della nostra provincia, della regione Veneto, perché Partita Scacchi è inserita nei grandi eventi regionali, ma anche del nostro bel paese. Assolutamente, assolutamente. Sindaco, prima di salutarci, insomma, fino adesso abbiamo parlato di ripresa, di ripartenza e di argomenti che ci hanno strappato un sorriso e anche la voglia di appunto riassaporare quella socialità che tanto ci è mancata nei 2 anni di pandemia. Adesso però parliamo un attimo di difficoltà delle amministrazioni locali, ma non solo, legate chiaramente al contesto socio-economico in cui stiamo vivendo, ma legate anche e soprattutto ai rincari delle bollette, rincari dei costi di energia, gas e quant'altro, delle materie prime, insomma il territorio. E qui torniamo a parlare al consigliere provinciale. Il territorio vicentino come sta reagendo? Perché ad esempio uno degli effetti visibili da tutti è che tante attività commerciali magari stanno chiudendo o stanno valutando di chiudere, sono in difficoltà. Dal punto di vista economico, che momento sta attraversando il vicentino? Beh, diciamo che sicuramente il vicentino è provato. Abbiamo una fortuna che è quello di essere vicentino, nel senso che siamo nel cuore del Veneto e abbiamo degli imprenditori che veramente si spendono per trovare sempre nuove soluzioni. Oggi viviamo una situazione paradossale, ci sono ordini, c'è lavoro, ma mancano le materie prime. Questo sta veramente compromettendo i reparti e i vari comparti, perché non si riesce a fare una programmazione. La cosa peggiore è l'impossibilità di sapere cosa succede domani, nemmeno fare una programmazione mensile, ma è giornaliera in questo momento. Le stesse ditte che lavorano con i comuni, se fanno una previsione del costo dell'opera in sé, il giorno dopo quasi chiamano per rivedere, perché veramente i prezzi variano di giorno in giorno, quasi di ora in ora. È una situazione paradossale. Noi anche come comune, ma mi confronto anche con altri colleghi, in questo momento abbiamo fermi più di 10 cantieri perché non arrivano le materie prime. Dobbiamo completare alcuni parti di efficientamento elettronico del comune e su una spesa totale di un impianto da 50.000 euro ci manca un componente grande, poco più di un tablet, che costa 150 euro i vati. Cioè, è una cosa assurda. Stiamo vivendo forse uno strascico di una crisi già avviata con la pandemia, che con la situazione della guerra adesso si sta protraendo in maniera abbastanza importante. Bisogna vedere come si evolverà nelle prossime settimane, nemmeno mesi, perché qui si vive veramente giorno per giorno. Si vive giorno per giorno e noi giorno dopo giorno vi terremo informati, vi terremo aggiornati, continueremo a parlare di questo e di tanto altro. Intanto però saluto e ringrazio il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo, per essere stato in nostra compagnia, per averci raggiunto nel nostro studio. Grazie sindaco, a presto. Grazie Alex e buona Pasqua a tutti quanti i telespettatori di Focus TG e di Rete Veneta. Allora noi ci uniamo agli auguri del sindaco Matteo Mozzo. Adesso però ci prendiamo 2 minuti di pubblicità e poi torniamo con la nostra pagina di cronaca e poi i nostri approfondimenti sulla Pasqua, sul turismo, tante altre notizie di attualità. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, sono da poco passate le 12:15, apriamo, come vi dicevo, la nostra pagina di cronaca con una notizia purtroppo di cronaca nera. Ci spostiamo
a Vicenza un grave incidente stradale è avvenuto ieri sera in città. La conducente di un'auto ha perso la vita. Molto probabilmente è stato un malore a causare la morte di Samara Palladino, 46 anni, che ieri sera è finita fuori strada con la sua auto. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. Lo schianto contro un albero è stato così violento che potrebbe essere anch'esso causa della morte. L'incidente è accaduto in direzione Stanga, in via Martiri delle Foibe, in città. Samara era una guardia giurata. A bordo della sua Fiat Grande Punto, verso le 19:30 si stava recando al lavoro. Improvvisamente, in pieno rettilineo, ha perso il controllo dell'auto, ha invaso la corsia opposta, impennandosi sul cordolo della pista ciclopedonale e capottando ha concluso la corsa in un fossato contro un albero. Immediato l'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno liberato ed estratto la donna dal posto di guida, ma il personale del SUEM non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti tutte le forze dell'ordine che hanno eseguito i rilievi e deviato il traffico in attesa della rimozione dell'auto avvenuta a mezzanotte. Profondo il cordoglio per la scomparsa di Samara, che lascia il marito Gibi Fabbri Luigi Tosin, presidente del club biancorosso. E torna l'incubo degli incendi nella Marca, ne abbiamo parlato proprio qualche giorno fa insieme al comandante del gruppo Carabinieri Forestali della provincia di Vicenza, ospite qui da noi a Focus TG. Abbiamo parlato proprio di questo problema, di questa piaga e del fatto che questo sia il periodo critico per il nostro territorio. Ebbene, come vi dicevo, adesso ci spostiamo a Crocetta del Montello per tutte le ultime notizie su l'ennesimo incendio nella Marca. Vediamo. Ci sono volute oltre 4 ore per domare le fiamme divampate nel pomeriggio in un'area boschiva in comune di Crocetta del Montello, nelle vicinanze della Presa 18. Una volta partita la segnalazione sul posto sono subito arrivati i volontari dell'AVAB di Valdobbiadene, della Pedemontana del Grappa, che fanno capo a Pieve, e di Pederobba. Uomini e mezzi che sono stati coordinati sul posto da Michele Coppe, comandante della Forestale di Valdobbiadene, e dal sindaco di Crocetta, Marianella Tormena, accanto alla polizia locale. 50 gli ettolitri d'acqua utilizzati, portati con oltre 400 metri di manichette. Operatori e volontari hanno lavorato su un fronte molto ampio che fortunatamente è stato limitato proprio grazie alla tempestività dell'intervento. Dopo le operazioni di spegnimento sono state effettuate quelle di bonifica. La conta dei danni sulla vegetazione è ancora in corso. Ignote le cause dell'incendio, che sembra però di natura accidentale. Di certo, dopo gli incendi di fine marzo, interrotti da qualche goccia di pioggia, torna l'incubo roghi anche nell'Alto Trevigiano. Sicurezza stradale e vandalismo, due problemi che stanno caratterizzando in questo momento l'area di Fontaniva, perché se da una parte abbiamo visto torna l'incubo degli incendi, a Fontaniva tornano episodi appunto di vandalismo sulle strade, chiodi lungo le strade a Fontaniva. In pochi giorni è già il secondo episodio nel comune dell'Alta Padovana. Vediamo. C'è un precedente che preoccupa, quello dello scorso 4 aprile, ancora chiodi gettati lungo le strade a Fontaniva. Mercoledì sera un residente ha notato che il tratto del sottopasso di via Unità d'Italia era cosparso di rivetti, piccoli elementi metallici appuntiti. Sul posto è intervenuta la protezione civile locale per liberare il selciato dai chiodi ed evitare che le auto in transito venissero danneggiate. Un episodio simile era avvenuto lo scorso 4 aprile, quando lungo il cavalcavia in zona Fratta, strada provinciale 24 che attraversa la Postumia, sono stati raccolti oltre 200 chiodi che erano stati posizionati vicino al ciglio stradale. Il sindaco di Fontaniva, Edoardo Pittone, ha espresso preoccupazione per questa coincidenza. In entrambi i tratti di strada infatti non ci sono telecamere di sorveglianza. Fortunatamente i chiodi sono stati rimossi prima che provocassero danni ai veicoli. E adesso ci spostiamo a Padova, scoperti a spacciare cocaina in diverse zone della città. Il giudice ha ordinato l'immediato ritorno in patria per 3 cittadini extracomunitari.
B come Bamba, nome in gergo della cocaina, e via Amba Aradam, in quartiere Palestro, era diventata via Bamba Aradam. Una mano ignota aveva voluto evidenziare che lì si spacciava cocaina. I poliziotti della squadra mobile in quella strada hanno sorpreso un tunisino di 20 anni, irregolare, con precedenti in materia di stupefacenti, mentre stava cedendo un involucro a un 41enne di Santa Maria di Sala in cambio di 40 euro. Verificato che fosse appunto Bamba, gli agenti gli hanno perquisito la casa. L'alloggio era occupato senza alcun titolo dal tunisino. Dentro c'era dell'hashish, il materiale per confezionare le dosi, e quasi 600 euro in piccolo taglio. Scattato l'arresto, il giovane è stato giudicato con rito direttissimo. Il giudice ne ha decretato l'espulsione. Stessa storia e stessa sorte è toccata a un altro tunisino, stavolta 19enne, irregolare con precedenti in materia di stupefacenti, sorpreso nella stessa abitazione. Identificato, espulso e accompagnato nel centro permanenza rimpatri di Ponte Galeria a Roma. A Camin, dentro il parco pubblico di Villa Berta in via Vigo Novese, i poliziotti della mobile hanno arrestato un terzo pusher, 22 anni, tunisino, già denunciato a marzo per detenzione di hashish. Questa volta è stato sorpreso con 10 confezioni di cocaina che aveva tentato di nascondere vicino a un albero. È stato inseguito e bloccato dagli agenti che gli hanno trovato addosso le 10 dosi e 350 euro in contanti. Anche per lui, dopo l'arresto in flagranza, è stata disposta l'espulsione e l'accompagnamento a Ponte Galeria per il rimpatrio. 2 rapine in pochi minuti a Motta di Livenza. I delinquenti hanno seminato il panico con dei taglierini per un bottino di poche centinaia di euro. Vediamo. Lo stesso modus operandi, 2 rapine messe a segno a distanza di qualche minuto l'una dall'altra, 3 i malviventi, giovani, berrettino in testa e mascherina sul volto. Il primo colpo poco dopo le 12. Nel mirino della banda, la Banca Intesa in via Malteo. 2 rapinatori hanno fatto irruzione nell'istituto di credito, un terzo complice è rimasto fuori a fare da palo. Armati, forse con 1 o 2 taglierini, hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare i soldi in cassa. I malviventi hanno agito in poco tempo. Noi sono 7 anni che sono qua, è la prima volta, perciò. Ma non ci siamo accorti di niente, mia moglie serviva fuori, zero assoluto. È stato un po' di casino dopo, quando abbiamo visto le macchine dei carabinieri, abbiamo sospettato, però nessuno sapeva ancora niente. Sotto shock i dipendenti della banca. Sì, un po' sotto shock dalla paura, ma alla fine tutti stavano bene, l'importante è quello. Un bottino di qualche centinaio di euro, poi i 3 si sono allontanati, ma non hanno fatto tanta strada perché in piazza Martiri della Libertà hanno messo a segno un altro colpo. Sono entrati nell'ufficio postale, uno dei banditi è salito sul bancone e ha preso tutto il denaro, solitamente utilizzato per dare i resti, per un totale di poche centinaia di euro. Sembra che uno dei 2 rapinatori abbia colpito al volto uno dei dipendenti dell'ufficio postale che forse aveva tentato di fermarlo. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Conegliano, immediate le indagini. I 3 giovani sembra avessero un accento del sud Italia. I militari visioneranno nelle prossime ore i filmati delle videocamere di sorveglianza. E adesso a Padova per raccontarvi la storia di un poliziotto fuori servizio che però vede 2 uomini scappare con della merce rubata, li insegue e recupera la refurtiva. Stava passeggiando con la famiglia, doveva essere una giornata di riposo, invece un dirigente della questura di Padova giovedì mattina ha visto 2 uomini uscire di corsa dal negozio Coin in pieno centro storico con un borsone vistoso. Il poliziotto, intuendo che i 2 erano ladri, nonostante fosse libero dal servizio, si è lanciato subito all'inseguimento, prima lungo via Altinate e poi lungo via Cassan. Sentendosi braccati, i ladri hanno gettato a terra la sacca con la refurtiva. Il funzionario della questura ha recuperato il borsone contenente merce per un valore di 600 euro. Tutta la refurtiva è stata subito riconsegnata al negozio. Lo abbiamo detto prima, la Pasqua si avvicina, oramai mancano davvero poche ore e noi dopo la pubblicità saremo pronti proprio a tuffarci nel clima pasquale con i nostri servizi, con i nostri approfondimenti, poi ancora tante curiosità, l'attualità, altre notizie di cronaca, insomma vi aspetto qui a Focus TG fra 2 minuti.
12:30, rieccoci in diretta con Focus TG. Abbiamo detto apriamo la parentesi sulla Pasqua, sulle festività pasquali, perché oggi è Venerdì Santo e allora il vescovo di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziol, lancia un messaggio a tutti i fedeli. Il Venerdì Santo racchiude in sé, perché ricorda, fa memoria della morte e anche la sepoltura del Signore Gesù. Lì, in quel Venerdì Santo, ci sono tutte le ingiustizie del mondo, ci sono gli innocenti che vengono condannati e vengono messi a morte, c'è tutta la sofferenza dell'umanità di tutti i secoli, sia prima di Cristo sia dopo Cristo, perché se noi credenti, cristiani, diciamo che è il Figlio di Dio, cioè Dio stesso, che subisce nella sua umanità, nell'umanità di Cristo, la morte, è chiaro che lì si concentra tutto il male del mondo. Lui è morto per i nostri peccati senza essere peccatore. Allora, in questo senso è il giorno, diciamo, più buio di tutta la terra, ma noi sappiamo che poi il corpo del Signore Gesù che viene messo in un sepolcro non è destinato a rimanere in quel sepolcro, perché il giorno dopo, il sabato, quando le donne andranno al sepolcro, lo annunceranno poi agli apostoli, si renderanno conto che quell'uomo che era stato ingiustamente crocifisso è risorto. In quella risurrezione c'è la speranza di superare quel buio, di superare quell'orrore, quella oscurità per tutta l'umanità. E per Pasqua e Pasquetta, il lunedì dell'Angelo, si segnala un po' dappertutto un vero e proprio boom di prenotazioni in ristoranti e alberghi. Noi facciamo il punto della situazione nel Bassanese, ma insomma la situazione che andrete a vedere fra poco nel servizio della nostra collega Sharon Di Carlo ricalca grosso modo quello che sta succedendo a livello proprio regionale, una forte ripresa ed è una boccata d'ossigeno per ristoratori e albergatori. Vediamo. Come dice il proverbio, Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi e perché no, anche tutti insieme a tavola. E boom di prenotazioni nei ristoranti del territorio, sia per Pasqua che Pasquetta. Una boccata d'aria fresca sia per i tanti commensali, pronti agguerriti nel dibattito tra uovo al cioccolato e focaccia, ma soprattutto una ripartenza per i lavoratori del settore. Ma nascosto dietro le spalle di questa percezione di normalità, l'imprevisto della disdetta dell'ultimo minuto. E noi tutti i giorni riceviamo disdette all'ultimo momento, anche per la Pasqua è un continuo disdette e poi riprenotazioni. Infatti chi è pieno abbiamo programmato tutti quanti dei recall, quindi delle chiamate proprio anche all'ultimo giorno per capire se veramente queste prenotazioni saranno tutte prenotate. La grande incognita rimane proprio questa, le disdette. Ondata di prenotazioni anche nel settore alberghiero, un turismo che riparte grazie alla bella stagione, ma soprattutto allo sport outdoor, fiore all'occhiello del territorio. Quelli che arrivano adesso sono quelli tradizionali, quelli cioè legati a questo periodo della Pasqua, quindi per gli sport outdoor in primis il volo libero, ma anche il cicloturismo e quindi austriaci e tedeschi in primis. Stanno arrivando anche prenotazioni di altri tipi di turismo, quindi quelli legati proprio al benessere e comunque alla voglia, no, di cominciare a ritornare a girare. Turismo che quest'anno sembra avere un nuovo volto ma anche un nuovo portafoglio. Quelli che arrivano ad esempio per il cicloturismo arrivano con delle bici veramente importanti, quindi bici molto costose, ma soprattutto spendono molto di più rispetto a un turismo, non voglio dire di massa, ma comunque quello più, no, che arrivava anche tutti gli anni e che aveva insomma una propensione di spesa leggermente più bassa. Oggi il turista spende un po' di più. Segno positivo dunque per ristoranti e alberghi in città, invece per quello che riguarda le attività
termali. Ad esempio, una ripresa si segnala, ma la curva della crescita è nettamente inferiore a quelle che potevano essere le aspettative. Sicuramente hanno inciso, ci dicono i gestori appunto di impianti termali e quant'altro, i venti di guerra e insomma un calo del turismo straniero. Vediamo tutto nel prossimo servizio. La prima Pasqua con i turisti dopo 2 anni di assenza. Il comparto terme si appresta a rivivere quella che per il settore si tratta di alta stagione. Dopo 2 anni segnati dalla pandemia, alberghi e piscine termali si preparano ad accogliere i turisti nel periodo pasquale. Il settore è moderatamente soddisfatto. Caro bollette e guerra in Ucraina non hanno però facilitato la ripartenza. Questi fattori hanno portato sicuramente a un rallentamento di quello che è il movimento turistico. Considerato tutto questo, pensiamo comunque di essere moderatamente soddisfatti. In molte strutture si registra un alto numero di presenze, ma non il tutto esaurito. Purtroppo, sia prima che dopo, registriamo ancora dei vuoti molto significativi e importanti, ma considerato tutto quello che sta accadendo e che è accaduto, è meglio. Cioè noi siamo comunque, dobbiamo guardare avanti ed essere fiduciosi in una ripartenza. Manca il turismo russo. Dal punto di vista delle presenze non è particolarmente importante, dal punto di vista invece della spesa è particolarmente importante perché rappresentava da solo il 10% del fatturato annuo delle terme uganee per quanto riguarda le strutture alberghiere. Quindi possiamo dire che effettivamente il colpo è stato più pesante. Ma sono già 2 anni che mancano e mancheranno ormai per molti anni. Abbiamo però avuto dei grossi risultati e soprattutto dei ritorni molto importanti per quanto riguarda il pubblico italiano. C'è una riscoperta dell'italiano di mete molto prossime alla loro residenza. Molte strutture hanno avuto poi difficoltà nel trovare lavoratori stagionali. Spero che al più presto sia tolto il reddito di cittadinanza, tolta la quota 100 e anche, diciamocela tutta, rimessi i voucher, perché il mondo del turismo oggi vive dei picchi per 1 o 2 giorni e poi basta. Le procedure per assumere i dipendenti, anche a tempo o a chiamata, a tempo parziale, eccetera, sono troppo onerose e troppo lunghe. Quindi bisogna assolutamente rendere più flessibile il mercato del lavoro. E come stanno andando le cose, ad esempio, per quello che riguarda il turismo lungo le spiagge veneziane? Lo scopriamo nel prossimo servizio. Pasqua lungo le spiagge veneziane con prenotazione di presenze turistiche negli hotel che ricalcano l'andamento visto nella Pasqua 2019, l'ultima pre-Covid. Ad oggi gli hotel che apriranno per Pasqua saranno circa 100, con un dato occupazionale che in questi giorni si sta attestando attorno al 50%, con la previsione di arrivare alla piena occupazione per il weekend. Così dall'Associazione Isolana Albergatori con il presidente Alberto Maschio. Buone anche le indicazioni a Cavallino Treporti, notoriamente la capitale europea del turismo en plein air, dove i primi campeggi hanno già aperto dalla scorsa settimana, registrando il ritorno delle code di camper. Per Pasqua saranno una decina le strutture aperte e non a caso la partenza dell'estate 2022 è già stata definita positiva, con l'auspicio che la stagione torni a registrare i numeri di presenze pre-pandemia. E proprio ne facevamo accenno qualche minuto fa dell'ospitata qui a Focus TG del comandante del gruppo dei carabinieri forestali della provincia di Vicenza. È stata l'occasione per fare un attimo il punto della situazione anche per quello che riguarda le raccomandazioni da seguire in vista insomma delle scampagnate pasquali. È un periodo di emergenza climatica, siccità, insomma siamo di fronte a una natura sempre più vulnerabile e allora dobbiamo rispettarla ancora di più, con ancora più attenzione, quindi quando si accendono le braci, quando si accende il barbecue, insomma regole di comportamenti coscienziosi, rispettosi che andiamo a riepilogare nel prossimo servizio.
Inverni sempre meno freddi, estati afose, una neve sempre più timida e una pioggia che ormai è solo un piacevole ricordo. La natura, a gioco scoperto, sta cambiando le carte in tavola e l'uomo, mai come in questo momento, ha il dovere e responsabilità di ascoltarla. Alla natura sta succedendo che all'interno di un contesto collettivo, vorrei dire mondiale, in cui si ha un surriscaldamento della terra, noi nel nostro piccolo vediamo poi che questo si traduce in che cosa? Si traduce come quest'anno in inverni che sono poco piovosi, poco nevosi. Questo ovviamente non fa altro che aumentare la biomassa, la siccità, l'aridità della biomassa, intendo dire il materiale che è in bosco. Questo è un combustibile e questo è associato in alcuni casi a dei comportamenti di negligenza e imprudenza, in altri casi, ed è più grave, in comportamenti dolosi, questo si traduce in possibilità di incendi. E chiave di questo dovuto ascolto è proprio lì, nell'educazione delle nuove generazioni. Un maestro forestale mi diceva che è inutile fare repressione se nel caso in cui sopra a una montagna dovesse rimanere l'ultimo fiore, è inutile fare repressione una volta che quel fiore è raccolto, se magari quel fiore era l'ultimo di quella specie su tutta la terra. Occorre fare prevenzione, occorre lavorare per tempo, occorre ovviamente educare. Educazione, civiltà e buonsenso, questi i requisiti per passare una Pasqua in pace anche con la natura. Occorre mettere in atto tutti quei comportamenti virtuosi di cui siamo in grado di produrre, ossia evitare per esempio in zone che siano particolarmente frequentate da animali degli schiamazzi inutili, questo non toglie che ci possiamo divertire alla meglio, evitare di lasciare le braci accese, evitare e raccogliere ovviamente i rifiuti, quello è una cosa importante, e depositarli negli spazi che siano adibiti. E si torna a volare da Treviso. Dopo mesi di chiusura dell'aeroporto, i dati diffusi da Ryanair e Save sono incoraggianti. A breve verranno introdotte altre 3 nuove rotte, insomma segnali confortanti per il turismo internazionale. Treviso dal punto di vista turistico non è più la Cenerentola del Veneto, perché ha iniziato a farsi conoscere. Lo scalo trevigiano, prima base di Ryanair in Veneto, ha già fatto volare 450.000 passeggeri nei primi 3 mesi del 2022 e conta di eguagliare a fine anno i volumi del 2019, quando partirono e atterrarono da Treviso oltre 3 milioni di passeggeri. È soddisfatto il sindaco. Paga dice aver creduto in un aeroporto quando nel 2018 si discuteva ancora di venderne le quote. Oggi l'obiettivo è portare a casa tutto ciò che il master plan prevede nel minor tempo possibile. Oggi finalmente si potrà cominciare a vedere qualcosa di concreto e il primo tassello di questo master plan sarà proprio la passerella sopra la Nuova Alese, che quindi renderà più fluido il traffico, più sicuri i turisti e i pedoni e i passeggeri, quindi sicuramente qualcosa di importante che va a braccetto con i numeri che sono stati tra l'altro annunciati oggi con questa campagna promozionale turistica del territorio della Marca trevigiana. 100.000 euro sono stati investiti da Comune e Consorzio del Prosecco, che hanno fatto fermare, lo dicono i dati, finalmente i turisti anche a Treviso, con una promozione mirata del territorio e delle sue peculiarità. Intanto il parterre delle destinazioni si allarga con altre 3 rotte oltre le 11 già presenti. È chiaro che il Veneto per noi rappresenta un territorio importante, un territorio dove Ryanair vuole continuare a crescere e lo faremo sicuramente con ulteriori opportunità di viaggio. Treviso quest'estate arriva a oltre 40 destinazioni, se pensiamo che pre-pandemia eravamo circa 32, di conseguenza ovviamente molte più destinazioni, molto più attrattività, e questo tipo di promozione da parte del Comune che fa conoscere Treviso e il suo territorio aiutano a migliorare quello che sono i flussi turistici. Ma oltre ai numeri di chi parte è importante sottolineare che cosa cambia per chi resta. Ad oggi lo scalo trevigiano porta in dote 2.000 posti di lavoro, di cui 60 sono diretti. Piccola pausa pubblicitaria adesso, rientriamo fra 2 minuti con tante altre notizie. A fra poco.
Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta e come sapete saremo in diretta fino alle 13:30 per continuare a darvi le informazioni di quello che è successo e sta succedendo in Veneto. Fra poco ci collegheremo con Padova, intanto però apriamo un'altra pagina, quella che riguarda l'agricoltura della nostra regione, del nostro territorio, un'agricoltura in crisi fra siccità, venti di guerra e il rincaro di tutto quello che è i costi di energia, acqua e quant'altro. Oramai sono temi che sentiamo, che visceriamo tutti i giorni. Ebbene, dicevamo, queste difficoltà rischiano di mettere in ginocchio l'agricoltura del nostro territorio. Ci spostiamo adesso nel Bassanese per fare il punto della situazione in un territorio dove generalmente nascono e crescono colture di eccellenza. Vediamo. Dopo le 2 gocce cadute qualche giorno fa, torna lo spettro della siccità anche per la Pedemontana, in un momento molto delicato per il comparto agricolo. Da un lungo periodo di siccità, come già detto, qualche millimetro di pioggia. Tra l'altro la sommiamo a anche una grandinata che ha recato alcuni problemi e di conseguenza mette ancora una volta in difficoltà un po' tutte le colture, perché non dobbiamo mai dimenticarci che se non c'è acqua non c'è prodotto. A rendere ancora più complicata la faccenda è anche la mancanza di neve sui rilievi, con un disgelo che a conti fatti non c'è stato e non ci sarà. E così tutte le colture vanno in sofferenza. Un po' tutte le colture soffrono perché hanno bisogno tutte di acqua. Teniamo presente che il Bassanese è una zona orticola, gli ortaggi per essere messi a dimora devono essere irrigati, ci vuole acqua, sistemi di irrigazione di precisione, ma non di meno tutti i cereali, soprattutto il mais, che in questo momento sta per essere seminato, sempre con l'incognita di cosa succederà quest'estate. Su tutto pesa come un macigno la situazione internazionale, con gli aumenti delle materie prime e dell'energia che vanno a influire negativamente sui bilanci delle aziende agricole. Questa è una parte dei problemi che le aziende stanno vivendo in questo momento. Ci sono dei settori in forte difficoltà, che arriva però la difficoltà non solo dall'inizio della guerra ma dalla fine 2021 con l'aumento dei costi delle materie prime, e ha messo in forte difficoltà il settore lattiero-caseario, che per la zona del Bassanese e del Vicentino comunque è un settore fondamentale. E avete ascoltato le parole di Martino Cerantola, il presidente di Coldiretti della provincia di Vicenza. Adesso ascoltiamo cosa dice proprio riguardo alle difficoltà legate ai venti di guerra, legate al rincaro di quelle che sono le materie prime e i costi che devono sopportare aziende e cittadini, il presidente della provincia di Padova, Fabio Bui. Il tema del caro energia, con il rischio del drastico calo delle forniture del gas russo, diventa centrale per gli amministratori pubblici, costretti dalla contingenza a ridurre i costi ed offrire un aiuto ai cittadini e alle imprese in difficoltà. Un impegno gravoso che deve spingere la politica a trovare soluzioni anche creative, come è successo a Cittadella, dove il sindaco Luca Pierobon ha scelto di spegnere l'illuminazione delle storiche mura cittadine. La crisi energetica, evocata anche dal premier Draghi, non deve spaventare ma spronare per dare risposte ai cittadini. La capacità degli amministratori non si verifica nel momento in cui tutto va bene, è nel momento in cui le cose vanno male, nelle crisi, che occorre avere degli amministratori che tengono la barra dritta e sanno progettare il rilancio, ed è questo che noi vogliamo fare anche oggi, dando un segnale al sistema energetico per una politica energetica per il nostro Paese, che è il grande tema su cui ci dovremo confrontare nei prossimi anni. E a proposito di energia, il fotovoltaico dovrebbe essere il presente, ma è sicuramente il futuro, soprattutto per contenere i costi e incrementare le produzioni interne di gas. Il Partito Democratico ha presentato una serie di emendamenti a tal proposito al governo.
Per contenere i costi dell'energia elettrica e del gas naturale, il Consiglio dei Ministri ha approvato a febbraio un decreto legge che introduce misure urgenti per lo sviluppo di energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, che si sviluppa su 2 piani. Una prima risposta all'emergenza energia, stanziando 8 miliardi per far fronte al caro bollette e sostenere le imprese. Poi c'è il pacchetto che riguarda le norme volte a semplificare e ad accelerare sulle rinnovabili, in particolare sul fotovoltaico. Per cui il PD è riuscito con vari emendamenti a introdurre una serie di semplificazioni nel settore dell'agricoltura, zone industriali e città. Sono primo firmatario di un emendamento che consente l'installazione dei pannelli nei centri storici, ovviamente trovando un punto di equilibrio tra la necessità di sviluppare il fotovoltaico e quella di tutelare le zone di pregio dell'Italia. In questo senso ovviamente non sarà tappezzata Venezia di pannelli fotovoltaici, ma ci sarà la possibilità di installare il fotovoltaico con pannelli integrati, ovvero aderenti ai tetti, in quelle zone che non disturbano il panorama e che non siano visibili da terra. È poi previsto l'incremento della produzione nazionale di gas per diminuire il rapporto importazione-produzione, da utilizzarsi a costo equo per imprese e PMI. L'obiettivo è quello di sostenere la ripresa economica. Poi è fondamentale lo sviluppo dell'energia pulita, dei pannelli fotovoltaici, dell'eolico. Ecco, penso in agricoltura, molto importante che aver favorito l'installazione dell'agrivoltaico. Cosa significa? I pannelli sollevati da terra, dove sotto sarà possibile continuare a coltivare le coltivazioni, mentre abbiamo cercato di limitare lo sviluppo del fotovoltaico a terra, che genera molto consumo di suolo. Lo stesso nelle zone industriali, dove sarà possibile, anche in deroga ai piani regolatori, sviluppare e installare i pannelli fotovoltaici. E a proposito di Partito Democratico, si è riaperta in maniera veemente la questione, il dibattito sull'autonomia. Il Partito Democratico ha proposto di ridurre la richiesta allo Stato a 6 o 7 materie e non alle 23, insomma, di cui si è parlato in questi 4 anni. Sentiamo tutte le ultime, gli ultimi aggiornamenti, le novità su questa proposta e sulle tappe di avvicinamento a quello che è la madre, insomma, di tutte le battaglie per tantissimi, insomma, veneti, l'autonomia. Sentiamo, dicevamo, quello che ha da dirci Ivo Rossi. Sono sostanzialmente legate alle esigenze prioritarie del Veneto in questa fase, che è quella del rilancio del tessuto economico, della formazione professionale che serve al nostro sistema di impresa. Però lo spirito esce dalla dimensione quantitativa delle cosiddette materie, vanno, come dire, lette con una discussione un po' più serena, meno legata agli slogan, più concreta, ciò che è utile alla Regione gestire direttamente. Questo è un po' il senso. Riteniamo, poi, insomma, il tema di fondo è quali sono le condizioni perché si esca dalla situazione di paralisi che si è oggettivamente determinata da 4 anni a questa parte. Cos'è che ha frenato in questa fase? L'uso insistito delle cosiddette 23 materie, che poi alcune materie sono sciocchezze. L'ordinamento sportivo lo fa il CONI, la giustizia di pace potresti nominare semplicemente l'impiegato a supporto, perché, come dire, la giustizia sta in capo per forza di cose allo Stato, anche da parte del Consiglio regionale, entrando un po' più nel merito, perché altrimenti la discussione continua a ruotare, autonomia sì, autonomia no. E però questa cosa non ha prodotto i risultati. Dopodiché, se si vuole continuare a discutere all'infinito su cose che poi è difficile ottenere, secondo me non è utile. L'inflazione nel Vicentino schizza al 6,1%, al più 6,1%. Inflazione quindi e crisi energetica, 2 componenti che stanno incidendo e non poco sulla vita di tutti i giorni. È necessario che la politica apporti delle soluzioni immediate, riferiscono, insomma, le istituzioni e non solo. Abbiamo ipotizzato gli interventi che potrebbero essere utili per famiglie e imprese.
La crisi energetica del secolo o del millennio. Sì, perché in tutto il 2000 non si era mai toccato il fondo come oggi. Una crisi che investe tutti i settori perché nessuno si muove senza energia. Così dal caro bollette al caro vita il salto è immediato. Confartigianato lancia l'allarme, l'inflazione galoppa. In Veneto dal febbraio del 2021 al febbraio del 2022 l'inflazione passa dallo 0,3% al 6%. Per ritrovare gli stessi livelli bisogna tornare al 1991. Insomma, servono soluzioni urgenti e efficienti, 2 parole che in Italia sono solo aggettivi e basta. Come sono stati fatti i ristori durante il Covid per le realtà che non ce la facevano a reggere i colpi di quella crisi, allo stesso modo le famiglie devono essere aiutate, per cui chi ha un reddito basso e si trova bollette raddoppiate o triplicate deve ricevere un aiuto direttamente in conto corrente. A Vicenza il tasso di inflazione è in crescita del 6,1%. I settori che ne risentono di più sono acqua, elettricità, gas, carburante, che hanno subito un'impennata dei prezzi del 29% in un anno. Poi, di conseguenza, i trasporti cresciuti del 9,2%. Terza posizione per gli alimentari, aumentati del 5,3%. Che è vero che l'Italia è in buona parte, per esempio, sul grano autonoma, ha una grande produzione di grano, ma il costo di alcuni panificati, dei biscotti, di alcuni prodotti che appunto vengono fatti con il grano tenero, che in larga parte è prodotto in Ucraina e in Russia, così come l'olio di girasoli, gli oli di semi, sta impattando sulla vita delle famiglie. Si tratta di prodotti di prima necessità, non certo di prodotti di lusso, per cui anche su questo va diversificato l'approvvigionamento da un lato e soprattutto va intensificata la produzione agricola nel nostro paese. Insomma, alla fonte del problema c'è l'energia. Il governo deve fare un intervento molto forte, cercando con gli altri paesi europei un'unione dell'energia. L'unione dell'energia, il fatto di mettersi insieme agli altri paesi dell'Unione Europea nell'acquisto di energia e nell'acquisto di gas. Questo ci consentirebbe di tenere il prezzo più basso e soprattutto di avere un approvvigionamento energetico più diversificato e più efficiente. Vi avevamo promesso un collegamento in diretta da Padova e noi vediamo pronta, collegata con noi, la nostra collega Valentina Visentin, che so che ha partecipato poco fa a una conferenza stampa dell'azienda ospedaliera. Allora, buongiorno Valentina, raccontaci tutto. Buongiorno Alex, sì, il bilancio settimanale sull'andamento della pandemia parla di dati stabili, anche se ancora alti per quanto riguarda il numero dei contagi giornalieri. Solo nella provincia di Padova 1234 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, anche se il numero degli attualmente positivi nella provincia sta progressivamente calando e sono 1000 in meno rispetto alla scorsa settimana. Resta alta l'attenzione, tuttavia l'importante è il dato dei ricoveri che sostanzialmente stanno continuando a calare. Sono 79 in totale, 4 di questi in terapia intensiva, sono persone con altre patologie ma vaccinate. Diciamo che il 65% è questo che ha detto, il dato importante che ha detto il direttore dell'azienda ospedaliera Giuseppe Dalbene, il 65% dei pazienti ricoverati attualmente in azienda ospedaliera sono persone che hanno scoperto di avere il Covid al momento del ricovero, quindi arrivati in ospedale per altre esigenze e poi risultate positive al tampone. Sono i cosiddetti Covid per caso. In questi giorni di vacanze pasquali l'invito che fanno i sanitari e i responsabili dell'azienda ospedaliera sono quelli della prudenza, di tenere la mascherina, insomma di evitare situazioni rischiose, perché non si può insomma far rialzare la cresta al virus, e soprattutto l'invito agli over 80 e agli anziani over 60 fragili di accedere alla quarta dose della vaccinazione. Si può fare ad accesso libero oppure rivolgendosi al medico di base. Le prenotazioni sono già disponibili sul sito dell'USL 6 Eugania. Da Padova è tutto. Alex, vi restituisco la linea allo studio. E allora noi ringraziamo Valentina Visentin e il nostro collega Francesco Rattai, grazie, buon lavoro. Noi rientriamo in studio per salutarci, ma è un saluto molto breve perché fra 2 minuti torniamo e saremo in vostra compagnia fino alle 13:30 con tante altre notizie e approfondimenti. A fra poco.
13:05, rieccoci in diretta con Focus TG, abbiamo parlato dell'inflazione a Vicenza, parliamo adesso dei redditi dei padovani, sì, perché i padovani hanno dichiarato un reddito inferiore rispetto all'anno precedente, questi i dati emersi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, vediamo. Padovani più poveri dello scorso anno, questo almeno stando ai dati diffusi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2019. L'anno scorso il reddito medio dei padovani si è attestato sui 22.783 euro, mentre con la nuova tornata di dichiarazioni la media è scesa a 22.594 euro, 189 euro in meno, che percentualmente segnano un calo dello 0,83%. 14 comuni sopra la media. Padova città si conferma il comune con il reddito medio più alto della provincia, con 27.029,07 euro, una quindicina di euro in più rispetto l'anno scorso. In fondo alla classifica il comune di Castelbaldo, che con 15.737 euro di media risulta il più povero della provincia, quasi 1.000 euro al mese in meno rispetto alla Città del Santo. La zona della Bassa Padovana si dimostra quella con il reddito più basso, con una media di dichiarato che si attesta intorno ai 18.000 euro l'anno. Segnali che preoccupano anche per il futuro. Viviamo sicuramente una situazione difficile, una situazione che probabilmente è destinata a prolungarsi nel tempo. È così e ne prendiamo atto, ognuno dovrà tirare un po' la cinghia. Si avevano molti più soldi in tasca fino a qualche anno fa. Quindi si deve cambiare un po' anche lo stile di vita? Assolutamente sì, ci si deve ridimensionare. E il futuro come lo vede? Ma io lo vedo roseo sempre, però forse si deve pensare a spostarsi in qualche altro stato. Cioè, secondo me il futuro non è così roseo come ce lo vogliono descrivere, cioè, secondo me il difficile deve ancora arrivare. Abbiamo davvero meno soldi in tasca, secondo me? Sì, ne spendiamo di più di quelli che abbiamo ormai, fra spesa, fra le bollette, la benzina, cioè è diventato difficile, molto difficile. Sindaci del Grappa che si lanciano col parapendio per un'importante iniziativa di valorizzazione del territorio. Di che cosa si tratta? Lo scopriamo nel prossimo servizio della nostra collega Chiara Gaiani. Dai sindaco, di qualcosa? È una bellissima esperienza, invito tutti a provarla. E da quassù il panorama è bellissimo e molto molto bella e anche Borso, veramente bella. È una splendida giornata di sole ad accompagnare il volo inaugurale su parapendio biposto delle vele con il nuovo logo dell'intesa programmatica d'area Terre di Asolo e Montegrappa. Con gli istruttori la vice sindaco di Mussolente, i sindaci di Romano De Zelino e di Borso del Grappa, i comuni dove dopo 2 anni di stop a causa Covid i cieli tornano a tingersi dei colori del trofeo Montegrappa. Lei non era al battesimo del volo, le sue terre le aveva già viste dall'alto? Le avevo già conosciute ed apprezzate, però è stata una bellissima esperienza riviverle oggi con questa splendida giornata e poi in compagnia di tanti amici, di tanti colleghi. Una terra dalle grandi potenzialità che da anni lavora in sinergia con l'obiettivo di diventare destinazione turistica e che dal settembre 2021 si è arricchita del riconoscimento di riserva biosfera UNESCO per il Monte Grappa, come spiega il sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, attuale presidente dell'IPA Terre di Asolo e Monte Grappa. 14 comuni, forse 15 perché anche Altivole è in procinto di entrare nella nostra intesa programmatica, ma soprattutto anche le associazioni di categoria, per cui un territorio che vuole dimostrare di essere coordinato, di offrire al turista un turismo che è di livello. E sono questi i valori rappresentati nel nuovo marchio d'area che ripropone e ridisegna le emozioni di questa terra come battiti del cuore. Le torri, simbolo dei borghi, la montagna, le colline e le vie con i 2 grandi fiumi, il Brenta e il Piave. Un territorio che ha molto da offrire, non soltanto il volo libero, ma anche enoturismo, gastronomia, natura, cultura. Enogastronomia, cultura e sport, i punti di forza di un territorio in cui i cittadini si aspettano che adesso tutti i sindaci si uniscano per la difesa della sanità locale.
E a proposito di sanità locale, diamo uno sguardo al report che ci ha fornito anche oggi Azienda Zero, la fotografia che va a monitorare l'andamento dell'epidemia in Veneto. I dati fanno riferimento alle ultime 24 ore. Ebbene, il delta dei nuovi positivi intercettati appunto nella giornata di ieri fa segnare un più 6.325, il dato è indicato qui dal cursore, 6.325 nuovi positivi che portano il numero dei casi attualmente positivi in Veneto a poco più di 78.010 per l'esattezza. Andiamo avanti leggendo gli altri numeri di questo report, numeri che insomma ci permettono di tirare un piccolo sospiro di sollievo, anche se lo ricordiamo, insomma, gli ospedali non sono in sofferenza, la situazione è quanto mai gestibile, però insomma l'importante è non vedere mai il segno positivo in riferimento a questi due parametri, quello delle ospedalizzazioni in area non critica e quello delle terapie intensive. Ebbene, in questo caso scendono entrambi i valori perché si segnalano 3 ricoveri in meno, quindi si liberano 3 posti in ospedale. Per quello che riguarda l'area non critica scendono di 2 unità anche le terapie intensive. Purtroppo dobbiamo constatare anche oggi il decesso di 8 persone causa Covid. A proposito di sanità, continuiamo a parlare di sanità, una sanità da record. Perché? Perché a Padova è stato proprio stabilito un vero e proprio record di eccellenza, 17 trapianti in 48 ore, quindi in 2 giorni, con pazienti arrivati da tutta Italia. Vediamo. Numeri da record per l'azienda ospedale Università di Padova, con il trapianto di 17 organi in 13 pazienti in 48 ore, evento mai avvenuto prima in Italia. Tutto da effettuare necessariamente in pochissimo tempo. L'espianto degli organi, fegati, reni, polmoni, cuore arrivati da Padova, Mestre, Vicenza e Trieste, e poi la chiamata nel cuore della notte ai pazienti in lista d'attesa, alcuni dei quali sono dovuti partire da lontano, perfino dalla Calabria. Il primo pensiero va ai donatori, no? A persone che hanno perso appunto la vita, e quindi il ringraziamento va alle famiglie di queste persone che ci hanno permesso appunto di espiantare gli organi. Poi il risultato dal punto di vista appunto del trapianto è veramente eccezionale. Il mio ringraziamento va innanzitutto alle famiglie dei donatori, straordinarie, fantastiche, 17 trapianti in poche ore sono veramente un grande risultato. Poi all'organizzazione, alla struttura dell'azienda, e poi lasciatemelo dire ai miei professionisti. La criticità maggiore sono i tempi, perché noi con gli organi abbiamo dei tempi ridotti e quindi bisogna velocizzare al massimo. 4 i grandi ambiti chirurgici: la chirurgia generale, quella dei trapianti di rene e pancreas, la cardiochirurgia e la chirurgia toracica. Nelle 48 ore coinvolti 150 operatori, tra medici, infermieri, tecnici e molto altro, richiamati da casa o che hanno allungato i turni di lavoro. Per il polmone ne abbiamo fatti 3 praticamente in 48 ore, ma la possibilità di fare questo è perché ho un'equipe di persone tutte autonome nel saper fare questo tipo di attività. Questo è una cosa importante, questo ospedale molto grande con dietro l'università ha proprio questo. Non ci sono più cuori a disposizione per essere trapiantati perché la morte cerebrale post-traumatica fortunatamente si è azzerata. E quindi i donatori in morte cerebrale sono donatori per cause emorragiche o ischemiche che naturalmente vanno incontro a queste problematiche se hanno dei fattori di rischio. Padova è tra le primissime regioni in Italia, in pratica dietro al solo Piemonte, in crescita i trapianti pediatrici e ora il riassestamento dopo l'emergenza Covid, perché oltre all'impegno delle ultime 48 ore c'è tutta l'attività chirurgica di routine da seguire. 100 uova di cioccolata per i bambini dell'oncoematologia. Restiamo a Padova per raccontarvi un gesto solidale che ha regalato tanti sorrisi.
100 uova di cioccolata per regalare un sorriso ai bambini del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Padova. Il dolce pensiero pasquale, fornito dai supermercati Despar, è stato consegnato giovedì mattina dal vicepresidente della provincia di Padova, Vincenzo Gottardo. La delegazione è stata accolta da Chiara Girello Azzena di Team for Children e dalla professoressa Alessandra Biffi, direttrice della clinica di oncoematologia pediatrica. Noi siamo molto felici di dare un momento di serenità e di spensieratezza a questi bambini. Molte grazie da parte di tutti noi. Canzoni, sorrisi, tanta cioccolata per un momento di spensieratezza che per questi piccoli pazienti è come una potente medicina per il cuore e per lo spirito. Attualmente in oncoematologia sono seguiti anche dei bambini fuggiti dalla guerra in Ucraina. Con gioia abbiamo accolto i primi 2 pazienti arrivati dall'Ucraina, sono stati ricoverati, oggi sono seguiti in day hospital, insomma siamo qui con le porte aperte per accogliere questi pazienti come tutti i nostri bambini. Un vero e proprio crollo, quello dei medici di base. Parliamo di questo nel prossimo servizio. Ci spostiamo nella Marca, dove pensate che in 10 anni, negli ultimi 10 anni, sono ben 200 in meno i medici di famiglia, insomma, disponibili. 1 su 10 di quelli attualmente in attività ha circa 70 anni. L'età media, tenendoci diciamo al valore più basso, è di 52 anni e quindi se l'età media è questa significa che ce ne sono moltissimi che sono anche over 60 e over 65. Ad esempio nel 2022 11 pensionamenti saranno proprio di medici over 70. Calcolando circa 1.500 pazienti a medico, sono quasi 17.000 i trevigiani che a stretto giro di posta rischiano di rimanere senza il loro punto di riferimento. L'emergenza, come sempre, sta nei numeri. Non solo i medici di base nella Marca sono sempre meno, ma quelli che restano inevitabilmente invecchiano. Nel 2011 i dottori di famiglia erano 696, oggi 490, meno 206 il saldo. Il fattore anagrafico, confermano dall'ULSS, è la vera mina vagante. Più del 50% hanno più di 60 anni, una parte di questi hanno più di 66 anni. Cosa vuol dire? Vuol dire che domani mattina ci possono salutare e andare in pensione. Il fenomeno interessa un medico su 10, senza considerare che negli ultimi 2 anni c'è chi ha lasciato causa pandemia, soprattutto tra le professioniste. Abbiamo anche visto che lo stress ha colpito tutti e perciò è giusto dirlo, ha colpito anche i medici. Questa è la fotografia scattata dall'Ospici CGIL accanto all'ULSS 2 e alle istituzioni del territorio. Sul tavolo diverse le soluzioni nel breve e nel lungo periodo, una in particolare. Utilizzare per esempio i corsisti, aumentare il limite da 650 a 1000 pazienti seguiti, cercando di dare un supporto con l'aiuto di medici magari più esperti. Per i sindacati la via maestra però resta soltanto una: assunzioni dirette da parte dell'ULSS. Certo servirebbe una disposizione quantomeno nazionale. Penso che l'assunzione diretta, almeno per questo periodo di emergenza, vada fatto. Per la consigliera Dem Bigon sono 2 le traiettorie: rendere più attrattiva la professione e rivedere il numero chiuso per la facoltà di medicina. Pensiamo che solo in Veneto 1/4 della nostra popolazione comunque è over 65enne, quindi dobbiamo pensare che i medici saranno ancora di più necessari nel prossimo futuro. Quindi apriamo le università, ovviamente concordando con quelli che sono i nostri atenei e quindi i rettori, ma cerchiamo veramente di accogliere più gente possibile e formiamola bene come sappiamo fare. E ieri è stato un giorno importante per la Basilica Palladiana. Ci spostiamo a Vicenza perché 8 anni fa è stata proclamata monumento nazionale. Nella città del Palladio, la Basilica è il capolavoro per eccellenza del grande architetto, un simbolo che con legge del 14 aprile del 2014 è stato proclamato monumento nazionale. Oggi, a 8 anni esatti di distanza, viene apposta una targa proprio all'ingresso della Basilica, una targa che ha un valore sì celebrativo ma anche informativo. Infatti servirà ad avvertire tutti, vicentini e turisti, che si trovano in uno dei templi dell'arte e della cultura italiana.
Prima si poteva sapere, ma in realtà non lo si leggeva, quindi era importante sia l'orgoglio di essere monumento nazionale, ma anche che i turisti sappiano quando vengono a visitare la Basilica Palladiana che sono dentro un monumento nazionale che racconta la storia di questa nazione, oltre che di questa città. E restiamo a Vicenza, ci spostiamo a Palazzo Thiene, dove tutto è pronto per i nuovi allestimenti con le nuove collezioni. Vediamo. Palazzo Thiene rivive passo dopo passo. Entro fine anno sarà liberato il caveau che si trova nell'ala prima adibita d'uffici. A tal fine saranno ricollocati dipinti e raccolte numismatiche, tra cui le oselle veneziane già esposte negli interrati del palazzo. Entro qualche settimana sarà pronto il progetto espositivo concordato con la soprintendenza, compresa la realizzazione dell'allestimento per le sculture di Nereo Quagliato. L'apertura della nuova sala riallestita sarà anticipata da un'esposizione di una selezione di opere in Saletta degli Zavatteri in Basilica Palladiana a partire da luglio, in occasione del 10° anniversario della scomparsa dell'artista. Palazzo Thiene è un museo importante che prima è stato restituito alla città esattamente come stava, ma adesso iniziamo a costruire un vero e proprio progetto museale. Abbiamo già dato notizia che stiamo svuotando il caveau previo accordo con LCA e adesso iniziamo in realtà a pensare a un nuovo allestimento, quindi nuove opere che verranno esposte, nuovi percorsi espositivi che tengono effettivamente conto dell'importanza scientifica di queste opere, torneranno ad essere finalmente visitabili, mostrabili, godibili le famose oselle, e poi ben 40 opere di Quagliato grazie a quella donazione, devo dire, straordinaria e generosa del dottor Peressoni, che le ha acquistate ma le mette a disposizione dell'amministrazione, un'intera sala dedicata a Nereo Quagliato. Tra l'altro quest'anno sono 10 anni dalla sua scomparsa e riteniamo che sia il modo migliore per ricordarlo, sempre con profondo affetto ma anche con grande stima culturale. Il tutto possibile attraverso un prelievo dal fondo di riserva approvato in giunta, 75.000 euro da destinare al servizio di attività culturali e museali a sostegno di 2 progetti, uno che riguarda la Basilica Palladiana e l'altro rivolto a Palazzo Thiene. Restiamo in zona, pronti 21 milioni per la tratta ferroviaria Vicenza-Schio. Vediamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. Vertice tra sindaci interessati dalla tratta Schio-Vicenza con Regione, Provincia e i referenti di RFI. Incontro che ha coinvolto le amministrazioni di 2 ville, Thiene, Marano Vicentino, Villa Verla, Conticello Monteotto e Schio, e posto il percorso per l'ammodernamento della linea ferroviaria Vicenza-Schio in una sorta di irreversibilità positiva. Il commento del sindaco Walter Orsi, che traccia i punti salienti di quanto emerso relativamente al piano che prevede l'elettrificazione della tratta e l'eliminazione di 10 passaggi a livello. RFI ha dichiarato di avere già a disposizione circa 21 milioni di euro per effettuare almeno 10 studi di fattibilità, quindi tecnici e economici, per poter arrivare a individuare le soluzioni per l'eliminazione dei passaggi a livello. E in questa risorsa dovrebbero anche essere contemplati i primi 4 interventi. Questa notizia, nell'ottica di quello che sta avvenendo a Roma, dove si sta trattando per l'accordo di programma, pone effettivamente dal punto di vista positivo la visione di questo grande intervento atteso per tanti anni. In questa seconda fase resta escluso lo snodo di Anconetta. Ora vedremo nell'accordo di programma quante saranno le risorse stanziate, ma si sta parlando dai 75 agli 80 milioni di euro che, escludendo Anconetta ancora in questa seconda fase, potrebbero dare il là definitivo a un percorso che porterà effettivamente a un servizio migliore. Parliamo adesso di sport, di ciclismo, di emozioni, di storia, perché si avvicina la data del tappone dolomitico del Giro d'Italia, in programma il prossimo 28 maggio, partenza da Belluno, arrivo in Marmolada. Riviviamo e prepariamoci a queste emozioni nel prossimo servizio. Chi sarà in rosa dopo l'arrivo sulla Marmolada, fatti 167 km di percorso dalla partenza da Belluno della 20ª tappa del Giro d'Italia 2022, avrà vinto la corsa in rosa.
Il Giro passò per Belluno, che sulle ali della corsa farà del ciclismo il suo epicentro da aprile ad ottobre, per la prima volta nel 1933, con Binda alla testa del gruppo. Vi fece la prima partenza nel 1960 con destinazione Recoaro. Il Giro mancava invece della Marmolada da 18 anni. Il tappone dolomitico, con arrivo sul Passo Fedaia, programmato per il 28 maggio, fatto per gli scalatori, esalterà gli amanti delle due ruote in montagna. È la penultima tappa di questo Giro d'Italia e chi vestirà la maglia rosa sul Fedaia sicuramente la manterrà nell'ultima tappa che approderà a Verona, dove si conclude questo Giro d'Italia. Sulla Marmolada la corsa in rosa ci doveva passare per la prima volta nel 1969, ma nonostante la tappa fosse in calendario il 5 giugno, venne annullata per neve. C'è grande attesa per questo ritorno prima della tappa conclusiva, con arrivo in arena a Verona. E la cosa più importante sarà tornare a un Giro d'Italia con tantissima gente sul percorso, come siamo sicuri ci sarà sabato, il sabato finale del Giro qui, e quindi tornare a fare una grande festa per l'Italia e per tutti i tifosi del Giro. A chi potrebbe arridere il successo? Pronostico secco per un nome che fa fuori Primož Roglič a favore di Tadej. Pogačar. E adesso parliamo di Il Canal, il noto influencer di canzoni dedicate alla vendemmia, agli usi, ai costumi veneti, che torna serio per un attimo e dichiara pubblicamente sui social la sua omosessualità. Non il solito post con una foto o un video divertente, questa volta sui social Il Canal, l'influencer del quartiere del Piave da migliaia di follower, ha voluto raccontare se stesso e fare coming out. A volte la sorpresa non è dentro l'uovo ma vederlo rotto, scrive Nicola Canal, raccontando delle rotture, delle crepe a cui lui stesso fin da ragazzo ha cercato di porre rimedio, tentando, scrive, di diventare da grande famoso e ben voluto. Desideravo solamente che più persone potessero complimentarsi con me, con i miei amici e con la mia famiglia, per farmi perdonare la mia omosessualità. E prosegue: per arrivare a capire che non c'era nulla di cui farsi perdonare mi ci è voluto tanto, troppo tempo. Per compiacere il prossimo ho indossato così tante maschere fin dall'adolescenza da farle diventare parte di me. La recitazione, scrive ancora, come mezzo per rendere più facile l'accesso al cuore di persone che si sarebbero chiuse conoscendo una parte di me per loro scomoda. Finalmente oggi mi è chiaro però che prima di compiacere gli altri vorrei piacere a me stesso. E il post ha raccolto in poche ore migliaia di mi piace e messaggi di sostegno e apprezzamento per il coraggio e la franchezza. Ci spostiamo adesso a Nove, si chiama Novecentro, il progetto che riporta nelle vetrine della piazza della capitale della ceramica i lavori degli studenti dei licei artistici. Vediamo. Siamo orgogliosi del nostro liceo artistico. La prima mostra di Novecentro è il liceo artistico in mostra. Ci sono i ragazzi che hanno allestito le vetrine, quelli che avevano progettato sono dei loro compagni e così con orgoglio portiamo l'arte in piazza, ma l'arte vista dai più giovani. Dalle vetrine morte dei negozi chiusi del centro sboccia a primavera la vita per la ceramica, la tradizione, l'arte e la cultura di un settore di fondamentale importanza per il territorio. Il progetto va sotto il nome di Novecentro e riporta nelle vetrine della piazza della capitale della ceramica i lavori degli studenti del liceo artistico declinati fra arti figurative, design, grafica, audiovisivo e multimediale, architettura e ambiente. Sono una serie di vetrine curate dai vari indirizzi che rappresentano i più bei lavori delle annate. Per esempio, per l'indirizzo di design il progetto è Ovalina alla Musina, che è appunto un progetto che coniuga la ceramica, fonte di ricchezza del nostro territorio, con l'incontro del design. L'esposizione è anche un modo per mettere in mostra le proprie capacità, in un momento storico in cui il mercato del lavoro sta cambiando radicalmente. Adesso il campo artistico si sta sviluppando molto, ci sono ambiti che vanno dal social media manager al grafico, quindi sicuramente offre ampissime possibilità anche a livello lavorativo, però la competenza in più rispetto alle altre scuole è proprio questa capacità di avere una visione diversa nelle cose, quindi di vedere le cose con modo creativo, riuscire a sviscerare i problemi e avere un punto di vista differente, forse anche migliore. E questo era il nostro ultimo servizio
per oggi. Vi ricordo l'appuntamento con Focus TG, con l'informazione del Veneto. Dal Veneto, puntuale domani a partire dalle ore 12. Non mi resta che augurarvi buon pranzo per chi insomma è arrivato a casa un po' in ritardo, un buon pomeriggio a tutti gli altri. Appuntamento dunque, ve lo ricordo, domani ore 12 con Focus TG, tante notizie, tante ospiti. Buona giornata.